Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Palermo riscopre il suo mare, rinasce il porto. Il capoluogo siciliano si ricongiunge al suo mare e dà un senso al nome che in greco vuol dire tutto porto. Inaugurato ieri il Palermo Marina Yachting, il presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale ha celebrato il suo successo alla presenza del Presidente della Repubblica e di tutte le autorità. 40.000 metri quadrati sottratti al degrado, demoliti 3.000 metri cubi di strutture fatiscenti, 30 milioni di investimento, una grande area commerciale, un teatro, un museo multimediale, un convention center da 300 posti, 3 ristoranti, un terminal aliscafi, una banchina per 14 mega yacht da 80 metri, insomma un grande porto di una grande città. Presentato il patto Lega MPA. Il senso del patto tra Lega e MPA lo ha dato nella conferenza stampa di presentazione Raffaele Lombardo con la sua storica concretezza. Insieme ha detto siamo una forza del 13,6%, solo un punto in meno di Forza Italia e un punto e mezzo in meno di Fratelli d'Italia. Poi hanno parlato di tutto, di infrastrutture, di ponte sullo stretto, di miliardi di investimenti, di autonomia differenziata, ma il senso vero rimane quel 13,6% e i risultati che potrà dare. Finalmente soppresso definitivamente l'ESPI, nato nel 1967 per promuovere lo sviluppo industriale della Sicilia, l'ESPI, ente siciliano di promozione industriale, era stato messo in liquidazione nel 1999, ben 24 anni fa. La Giunta Schifani, su proposta dell'assessore all'economia Marco Falcone, ha approvato i bilanci finali e ha finalmente soppresso l'ente inattivo da decenni. La Giunta approva la legge sulle strutture ricettive. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore al turismo Elvira Mata, il disegno di legge sulle strutture ricettive in Sicilia, che adesso verrà trasmesso all'ARS. La Sicilia aggiorna norme superate e si allinea al resto d'Italia, con l'obiettivo di garantire ai turisti standard di accoglienza più elevati. Si distinguono diversi tipi di strutture ricettive, alberghiere, extraalberghiere del turismo nautico e locazioni turistiche. Sarà poi un decreto dell'assessore a fissare i criteri per la classificazione e i requisiti minimi. Tra le norme c'è anche quella che semplifica le procedure di inizio attività con la presentazione della SCIA al Dipartimento Turismo che verificherà successivamente la sussistenza dei requisiti dichiarati. I premiati del primo premio Alessi. Un concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana diretto da Beatrice Venezzi per celebrare i vincitori della prima edizione del premio Giuseppe Alessi, istituito per valorizzare uomini e donne che in Sicilia si sono distinti per il loro impegno etico, sociale, culturale e artistico, un'edizione dedicata alla letteratura che ha visto protagonisti 3 talenti siciliani: Catena Fiorello, autrice, conduttrice TV e scrittrice, Stefania Auci, scrittrice, e Salvo Toscano, giornalista e autore noir. Ad accogliere premiati e ospiti il presidente Schifani, che ha voluto l'istituzione di questo premio per onorare la figura del primo presidente della regione siciliana, Giuseppe Alessi, convinto assertore dell'autonomia e tra i padri nobili del nostro statuto. L'ipocrisia di chi non ha capito cosa è successo. Centinaia e centinaia di giovani, donne, bambini e famiglie assassinati con metodi brutali, alcuni addirittura bruciati vivi e decapitati, una ferita al mondo civile inflitta da barbari assetati di sangue, come i nazisti. Tutto il mondo civile si schiera con Israele e con il suo diritto di difendersi, ma qualcuno non ha capito cosa è successo. 3 deputati del PD all'Ars chiedono a Schifani e al presidente dell'Assemblea Galvagno di esporre insieme la bandiera di Israele e la bandiera della Palestina. Massimo rispetto per quella bandiera, ma di fronte alla barbarie contro Israele non serve alcun equilibrismo. L'attacco è stato contro Israele ed è a questa che bisogna intanto mostrare solidarietà. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.